Buongiorno, ben trovati, buona domenica telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per oggi per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti davvero i fatti di cui dobbiamo darvi conto e dobbiamo iniziare purtroppo da quanto successo nel Padovano a Rubano nella notte nella frazione di Sarmeola. Due ventenni in moto si sono schiantati contro un palo della luce. Uno è morto sul colpo, l'altro è ricoverato in gravissime condizioni proprio all'ospedale di Padova. La vittima è Giovanni Bortoletti, residente proprio a Rubano. Tutto è avvenuto intorno alle 2 della notte. I due giovani, classe 2003, poco più che ventenni, erano in sella a uno scooter di grossa cilindrata quando sono finiti contro il palo. Sul posto sono arrivati i servizi di soccorso del SUEM 118. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Il passeggero invece è stato trasportato d'urgenza in pronto soccorso, dove appunto si trova ricoverato in gravissime condizioni. All'alba sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di legge. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il motociclo su cui viaggiavano i due ventenni è stato sequestrato. Chiaramente è stata avviata un'inchiesta. Sullo sfondo, tra l'altro, c'è il sabato nero che si è vissuto sulle strade della Marca trevigiana, su tutti un grave incidente che si è registrato nel pomeriggio nella frazione di Zapparè, siamo in comune di Trevignano, con un 33enne del posto portato in codice rosso all'ospedale Cafoncello di Treviso. Il giovane uomo era in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un'auto in via Campilonghi. Immediatamente sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118, si è elevato in volo anche l'elicottero. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri. Quello che è certo è che l'uomo è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto. Sempre nel pomeriggio, scontro tra auto e moto in via Chisini a Pieve di Soligo. Il Centauro, che ha riportato ferite di media gravità, è stato portato all'ospedale di Conegliano. Stessa dinamica più o meno per un incidente che si è registrato in serata, sempre ieri sera, a Cornuda, lungo via Padova, nei pressi del McDonald's. A scontrarsi, per causa ancora in corso d'accertamento, sono stati una moto e un'auto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è stato sbalzato violentemente sull'asfalto in seguito all'impatto. Anche qui sono arrivati chiaramente i soccorsi, il SUEM 118 con il Centauro che è stato portato in codice rosso all'ospedale di Treviso. Quindi 3 gravi incidenti soltanto nel pomeriggio di ieri nella Marca trevigiana. Tra l'altro poi ritorneremo sulle strade del Veneto nel corso di questa prima edizione. Avremo un approfondimento anche alla luce dei tagli che sono stati operati dal governo sui bilanci provinciali e sulla voce delle manutenzioni stradali. La cronaca nera ci porta in Polesine, perché c'è un indagato per la tragica morte del pensionato di Portoviro trovato senza vita pochi giorni fa nella viale della sua abitazione. Si tratta del figlio 46enne accusato di omicidio preterintenzionale. Trovate 7 ferite sulla testa della vittima. Una lite violenta, violentissima. Lo scontro che da verbale diventa fisico, con colpi che fanno cadere a terra l'anziano, uccidendolo. È questa la scena del delitto ricostruita dagli inquirenti. La morte del 76enne Bruno Sette, camionista in pensione molto noto a Portoviro, è avvenuta nel vialetto della villa di Via Turati, e a provocarla è stato, per procura ai carabinieri, il figlio più grande, Massimo, 46 anni, che a lungo era stato sentito in caserma ad Adria nelle ore successive alla tragedia. L'uomo è indagato per omicidio preterintenzionale, non dunque un'aggressione premeditata secondo gli inquirenti, ma un alterco sfociato in tragedia. Gli investigatori hanno sequestrato, oltre all'abitazione, anche indumenti ed effetti personali del 46enne, compresa la sua auto. Pizzaiolo, con un passato di guai con la giustizia, viveva con il padre assieme al fratello 40enne e alla sorella. Sono stati gli stessi familiari a chiamare le forze dell'ordine all'alba, poi, passo dopo passo, il quadro della tragedia ha cominciato a delinearsi. Bruno Sette era riverso a terra con i piedi scalzi, senza vita e con sangue che correva dalla testa. Troppe lesioni per pensare a una caduta accidentale. Le indagini sono partite immediatamente per poter cristallizzare subito gli elementi utili a ricostruire i fatti e sono proseguite per l'intera serata e la nottata.
Ora, anche per mezzo di accertamenti tecnici, dovranno valutare l'esatta dinamica del delitto, le motivazioni della violenza e la causa del decesso del 76enne, la cui tragica fine continua a suscitare sgomento in tutta la comunità. 2 coniugi della provincia di Vicenza sono indagati con l'ipotesi di omicidio volontario perché avrebbero impedito cure adeguate per il loro figlio adolescente ammalato di cancro, poi deceduto. Lo scrive oggi il giornale di Vicenza. La coppia cinquantenne aveva un figlio che è morto all'inizio dello scorso anno all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il caso era stato segnalato alla magistratura dai servizi sociali del comune in cui risiedono, con indagini svolte dapprima alla Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia e poi dalla Procura di Vicenza quando ancora il giovane era in vita. Dopo la diagnosi della malattia, l'adolescente era stato visitato da un consulente della Procura, secondo cui non gli sarebbero state somministrate le cure necessarie. Nelle scorse settimane la polizia giudiziaria ha sentito i 2 genitori ripercorrendo la vicenda e le scelte di cura. Il reato potrebbe portare al processo in corte d'assise. Per gli avvocati della coppia, Jacopo e Lino Roetta, la contestazione che viene mossa a questi genitori ci sembra un'enormità. Questa coppia sta già scontando il proprio ergastolo. Detto questo, una volta letti i documenti, cercheremo di capire con esattezza le accuse che ci vengono mosse. Quindi questo è il caso di queste ore, questi 2 genitori che sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio volontario. Non avrebbero quindi curato adeguatamente il loro figlio adolescente che è morto l'anno scorso, all'inizio dell'anno, che è morto appunto di cancro. Il delitto del tabaccaio di Jesolo, braccio di ferro in tribunale a Venezia per i domiciliari a Sceu, da giorni trasferito dalla Laguna in carcere a Vicenza. Lunedì Leonard Sceu in carcere a Vicenza da giorni perché trasferito da Venezia a causa del sovraffollamento riceverà la visita del suo avvocato difensore. E valuteremo insieme appunto i motivi di ricorso per Cassazione. Diversi i punti delle motivazioni depositate in settimana del Tribunale del riesame con cui ha rigettato la richiesta di scarcerazione che non convincono la difesa. Sarebbe nulla, secondo l'avvocato Mauro Serpico, la confessione dell'omicidio del tabaccaio di Jesolo, Roberto Basso, fornita in lacrime davanti ai carabinieri dal suo assistito, Sceu, lo scorso marzo, al momento dell'arresto. Si trattava di una annotazione di polizia che riportava queste asserite dichiarazioni confessorie dello Sceu, peraltro ritenute dagli stessi inquirenti contraddittorie perché dapprima ammetteva, poi negava. Dichiarazioni che sarebbero state fornite dal presunto assassino in caserma senza la presenza del suo legale, ragione per la quale non sarebbero valide in quanto con cosiddetti vizi formali, sempre stando al suo difensore. Trattandosi di dichiarazioni che non erano state nemmeno sottoscritte da parte del mio assistito e che comunque non vi era prova fossero state rese in maniera spontanea. Di parere opposto, il Tribunale del riesame ritiene, sulla base di un orientamento della Cassazione, che tale confessione sarebbe invece stata resa spontaneamente e quindi utilizzabile perché non contestata insieme ad altre ammissioni, ma l'avvocato Serpico della difesa prosegue nella sua arringa, sostiene di come sempre il riesame a gennaio gli avesse dato ragione, sostenendo che le dichiarazioni fornite sempre in caserma a inizio anno da Sceu, quando ancora non risultava iscritto nel registro degli indagati, erano nulle, in quanto fornite in assenza delle garanzie di legge. Nel senso che lo Sceu doveva essere sentito già in allora come soggetto indagato. Questo sicuramente è un punto importante per questa difesa. E torniamo a parlare anche del caso di Liliana Resinovic, dopo quanto emerso dalle carte del procuratore secondo cui Sebastiano Visentin avrebbe ucciso la moglie la mattinata stessa della scomparsa. Facciamo il punto di questo giallo nel servizio della nostra redazione di Trieste. È questo il punto del boschetto dell'ex OPP dove Sebastiano Visentin avrebbe aggredito e ucciso la moglie Liliana Resinovic il 14 gennaio 2021, secondo quanto scritto dal pubblico ministero Ilaria Iozzi. Siamo in via Weiss, all'altezza del Civico 21. Infine il corpo di Liliana Resinovic il 5 gennaio 2022 è stato trovato qui a ridosso del burrone, oltre questa rete che scende dove c'è questo spazio ormai totalmente coperto dalla vegetazione.
Ecco il documento dove c'è scritto, nero su bianco, come Sebastiano Visintin avrebbe ucciso, secondo l'accusa, la moglie Liliana Resinovic. Dopo aver aggredito all'interno del parco dell'ex OPP in prossimità di via Weiss 21 la propria moglie, con afferramenti, compressioni, percosse, urti e graffi, tutti indirizzati in diverse sedi del capo, alla mano destra, al torace e agli arti, ne cagionava la morte, avvenuta mediante soffocazione esterna diretta, quale conseguenza di afferramento e compressione del volto della vittima. Così quanto scritto dal PM Ilaria Iozzi nella richiesta di incidente probatorio depositata davanti al giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante il 21 maggio, il giorno dopo che gli avvocati Bevilacqua, legali di Sebastiano Visintin, avevano invece formulato riserva di incidente probatorio per l'analisi di alcune prove. Di fatto le dinamiche con cui sarebbe avvenuta l'aggressione e l'omicidio, descritte da Iozzi, sono coerenti con quanto scritto nella relazione medico-legale dell'antropologa forense Cristina Cattaneo, secondo cui l'ipotesi di suicidio non regge. La richiesta del pubblico ministero di incidente probatorio è stata formulata su sollecitazione dell'avvocato dell'associazione Penelope, Nicodemo Gentile, per l'assunzione della testimonianza di Claudio Sterpin, storico amico di Liliana. In generale, si legge nel documento, in ordine ai fatti di omicidio per i quali si procede, nonché in generale in ordine ai rapporti intrattenuti dallo stesso con la vittima Resinovic Liliana e ai rapporti intercorsi tra lei e il marito Visintin Sebastiano e tra la coppia Resinovic-Visintin e la loro cerchia di amici. Una richiesta di assunzione di testimonianza anche in virtù dell'età di Sterpin, 86 anni, e del suo stato di salute. Sterpin dunque può essere un testimone chiave per quanto avvenuto? C'entrano qualcosa i messaggi e le telefonate fra lui e Liliana in quella mattina del 14 dicembre? Perché Liliana è uscita di casa chiudendosi la porta alle spalle senza portare con sé chiavi e cellulare? Secondo quanto sappiamo, la morte della donna sarebbe avvenuta fra le 9 circa e mezzogiorno. La notizia emersa sembra dunque suggerire un'importante accelerazione sul caso, il che pone un'ulteriore domanda. Quali sono gli altri elementi in mano agli investigatori che individuerebbero Sebastiano Visintin come autore del delitto? Intanto si attende la fissazione dell'udienza per l'incidente probatorio da parte del GIP. Sempre per la cronaca, un comando di banditi entra in azione in un'azienda che tratta metalli preziosi, succede a Bressanvido, siamo quindi in provincia di Vicenza, e quello che succede sembra uscito da un film. Bressanvido, assalto all'argento. Sono le prime luci dell'alba quando un comando di banditi entra in azione e prende di mira la ditta Better Silver. I criminali sono organizzati, sbarrano le strade che portano alla zona artigianale con un camion e alcuni trattori rubati in un'azienda agricola. Con un altro trattore poi sfondano prima il cancello e poi il portone blindato che dà accesso al capannone dell'azienda. Il sistema di sicurezza però funziona e bene. È un sistema sofisticato che non permette ai ladri di finalizzare il loro progetto criminale, allertando immediatamente la vigilanza e i carabinieri che prontamente si precipitano sul posto. Per i malviventi non c'è modo di realizzare il loro piano, gli resta solo la fuga con un bottino misero, praticamente quasi a mani vuote. Adesso le indagini dei carabinieri puntano a ricostruire con precisione i movimenti dei banditi e a identificarli. Il colpo è sfumato. E non sono sfumati i colpi nella Vittoriese, nella zona di Vittorio Veneto. A Serravalle raid in bar e negozi, i ladri hanno rubato anche le brioche. I commercianti chiedono più telecamere. Ciambelle, muffin, waffle. Ad accogliere i clienti all'entrata del caffè San Marco queste mattine un pannello di legno scritto dalle titolari del bar che venerdì mattina hanno trovato, l'amara, è il caso di dire, sorpresa. Pochi spiccioli rubati, il fondo cassa, ma a destare stupore la mancanza delle brioche pronte per i clienti. I danni che ha lasciato la porta, il danno maggiore è quello, perché poi il fondo cassa era una cinquantina di euro e le ciambelle insomma 1,30 € l'una, quindi è la porta. Un furto messo a segno nel centro storico di Serravalle a Vittorio Veneto dopo gli ultimi compiuti poco distante nel quadrilatero a 2 passi dal municipio, all'Enoteca Peccato Divino e al Bar Jolly. I banditi sembrano sempre gli stessi degli altri colpi, individuati dai carabinieri negli scorsi giorni ma fuggiti oltre la stazione dei treni. Non solo il caffè San Marco, i ladri si sarebbero spostati in via Martiri della Libertà per proseguire il raid. Colpito anche il primo negozio sotto il porticato dove i proprietari si sono ritrovati la
maniglia smontata, colpo andato male anche al Ventennale, dove con un piede di porco hanno tentato invano di forzare la porta d'ingresso. Da lì sono andati verso il caffè Commercio. Incastrato nella serratura della porta c'era ancora un piede di porco con dei guanti buttati a terra. Le telecamere dopo hanno visto che questo improvvisato non è riuscito ad aprire ed è scappato, insomma. Quanti danni? Danni quantificati ora non lo sappiamo, però stiamo cercando di capire anche con l'assicurazione come poter fare. Non la prima volta per il caffè Commercio, il secondo colpo in pochi mesi, e se i titolari chiedono più videosorveglianza, di cui il centro di Serravalle è pressoché sprovvisto, c'è chi invece crede che non sia la soluzione migliore per arginare il problema. Io penso che la videosorveglianza serve per capire chi passa, però alla fine se li prendono poi legalmente non possono fargli niente. Serve fin là. Così a Vittorio Veneto che si appresta oggi a salutare il nuovo vescovo, cerimonia di insediamento che vi trasmetteremo in diretta dalle 16. Fra poco ci collegheremo con Vittorio Veneto, con Lucio Zanato, per raccontarvi il clima di attesa, ma insomma questo per ricordarvi che vi trasmetteremo tutta questa cerimonia in diretta a proposito di Vittorio Veneto. Ma noi ritorniamo a Treviso, ritorniamo a parlare di temi della sicurezza urbana. Lo facciamo con il vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera. Buongiorno Manera. Buongiorno e grazie dell'invito. Buongiorno e buona domenica. Tanti temi che affronteremo con Manera. Non possiamo non partire dalla zona rossa, perché vi ricordo domani parte la zona rossa nel quadrante caldo di Via Roma. L'annuncio è stato fatto pochi giorni fa in prefettura, è stato fatto dal prefetto, dal questore, dal sindaco Mario Conte. Cambieranno un po' di cose. Insomma, qual è l'attesa e quali sono le vostre aspettative, Manera, in merito a questa zona rossa in Via Roma? Beh, allora, intanto teniamo conto che, come hai giustamente detto te, è una scelta della prefettura e del questore che giustamente, valutate certe situazioni, diciamo di microcriminalità potremmo definirla, perché alla fine grandi reati poi non avvengono, hanno deciso di applicare questa norma che il Ministero ha messo in essere della zona rossa. Noi da questo punto ci adeguiamo, non è che siamo felici onestamente quando dobbiamo applicare o vediamo applicare una zona rossa all'interno della nostra città, però se chi è responsabile dell'ordine pubblico, e noi l'appoggiamo sicuramente in questa scelta, decide di applicarla, è giusto farlo. Cioè dire che non è che stiamo trasformando una parte di Treviso in aree di Baghdad, questo mi sembra chiaro, e non abbiamo e non ci vogliamo arrivare livelli di criminalità come tante altre città italiane, anche venete purtroppo. Però è chiaro che quando certe situazioni sfuggono un po' di mano, oppure diciamo la polizia, i carabinieri ritengono che, viste le forze in campo, hanno bisogno di un supporto dal punto di vista normativo, perché sappiamo che è una questione soprattutto normativa, allora è stato giusto che il prefetto applichi tutte le norme che la legge consente. Perché, lo ricordiamo al pubblico a casa, la zona rossa comporta delle facilitazioni nell'allontanare i soggetti indesiderati, o perlomeno i soggetti pericolosi, quelli già noti. Sì, diciamo che sono delle misure di polizia. Sì, diciamo che è similare a quello che avviene negli stadi. Negli stadi, quando tu devi allontanare qualche tifoso o gruppi di tifosi, diciamo facinorosi, che non stanno ancora commettendo un reato, perché a quel punto ci sarebbe già il reato, ma che potrebbero farlo o che danno la sensazione di poterlo fare, a questo punto, saltando l'autorità giudiziaria, si può allontanare direttamente, la polizia può allontanare direttamente, o i carabinieri possono allontanare direttamente queste persone perché non gradite nella zona e potenzialmente pericolose per la situazione generale. Sappiamo che molte delle situazioni avvengono perché persone che magari hanno qualche problema o anche voglia di far casino, diciamocelo, quando sono in gruppo o messi assieme tendono ad aumentare esponenzialmente la loro pericolosità e a questo punto è giusto allontanarla. Tra l'altro già questo succede perché possiamo vedere questo comunicato stampa della Questura di Treviso, grazie a Italo Morao e Mattia Pizzaia che sono in regia, comunicato che riporta appunto la notizia dell'arresto di 2 cittadini stranieri destinatari del Dacur da Via Roma. Il Dacur è il divieto di accesso alle città urbane, è il DASPO urbano sostanzialmente, che era già stato emesso nei confronti
confronti di questi due soggetti marocchini, due cittadini marocchini, classe 91 e classe 93, già aggravati da precedenti penali e appunto entrambi sottoposti a questo provvedimento di daspo urbano, misura di prevenzione con cui gli è vietato l'accesso e lo stazionamento nel quadrante di via Roma. È successo che ieri sera sono stati segnalati mentre stavano invendo verbalmente nei confronti del titolare di un esercizio commerciale della zona. Quindi c'era un'aggressione verbale in corso, toni molto accesi, lo abbiamo appurato nei minuti scorsi anche con Edi Caliman sul posto, e vi possiamo dare la conferma che il titolare dell'esercizio commerciale aggredito verbalmente è il titolare del negozio di kebab che già era stato aggredito pesantemente nei mesi scorsi, che questa volta ha fatto una segnalazione tempestivamente gli uomini della polizia sono intervenuti e hanno arrestato questi due soggetti. Sì, allora, ecco, questo peraltro è una dimostrazione palese, perché spesso quando si toccano questi tipi di argomenti, perché vanno a colpire soprattutto cittadini stranieri, diciamocelo, c'è un po' la tendenza a dire ecco non c'è tolleranza, non c'è. In questo caso, come si può ben vedere, è stata l'aggressione da parte di cittadini stranieri verso un cittadino straniero. Però ci dovremmo fare un'altra domanda, e qui il comune, se permettete, non c'entra. Se questi avevano tutti questi tipi di reati, se questi erano già da spati, si suol dire così, perché giravano liberamente? Allora là bisognerebbe farsi un'altra domanda, e allora la magistratura da questo punto di vista deve essere un po' più ferrea, e credo, non vorrei, però tu me lo puoi dire, che avendo questi tipi di reati magari un decreto espulsione ci starebbe anche bene, perché non si capisce che tipo, qualcuno diceva, di risorse siano per la nostra comunità, la nostra città, questo tipo di persone. Però vedi, questo è l'esempio tipico. Stavano urlando, diciamo inveendo contro il titolare del kebab, a cui porto i miei saluti. Il reato lì, che reato può esserci? Cioè, se più non sono offese pesanti, può essere solo un'aggressione verbale, ma è difficile, diciamo, che uno vada a processo per una cosa del genere. La zona rossa consente l'allontanamento più veloce di questi tipi di situazione. Io però continuo a dirlo, visto che questi avevano già una serie di tipi di reati, con bel calcio nel sedere possiamo portarli alle frontiere del loro paese e spedirli via, perché no, diciamocelo sinceramente, perché parliamo di un rosario di contestazioni di reati, insomma, allora, significativo. Tra l'altro, ecco, per dovere di cronaca, non tenderei a escludere, ma stiamo verificando, che questi due soggetti avessero già in qualche modo colpito il titolare del kebab e altri esercizi proprio in zona, quindi parliamo sempre di soggetti noti. Lei dice Manera il problema sta a monte, io potrei provocatoriamente dirle allora a questo punto insomma citofonare Nordio, è il ministro trevigiano della giustizia. Sì, non voglio far polemica con il ministro, però infatti io mi sono permesso una volta di dire, quando ci si lamenta del fatto che certe persone siano in giro, citofonare casa propria, nel senso che il comune di Treviso, il sindaco, l'amministrazione, cioè non è che può fare polizia giudiziaria e tantomeno fare processi ed espulsioni. Fa quello che può con la polizia locale, che ha già tanti impegni e a cui porto un grande abbraccio, però adesso caricare sul comune tutto, tanto è vero che la zona rossa, appoggiata giustamente anche dal sindaco, avviene dagli organi competenti che sono prefettura su segnalazione della questura. Quindi io sono d'accordo con te onestamente che una stretta a questo tipo di cose va fatta. Io più che accompagnarli con tanti saluti, qualche calcio al sedere glielo darei anche, perché queste persone, ripeto, non sono risorse per la nostra società, sono solo dei problemi, dei grandissimi problemi. Quindi non so se siano residenti a Treviso, non siano residenti a Treviso, perché poi c'è quello il problema. Treviso, essendo la città capoluogo, tende ad attrarre tutta una serie di persone che spesso non sono neanche residenti a Treviso, quindi abbiamo ancora meno autorità da questo punto di vista. E allora bisogna che ci mettiamo tutti assieme e dire, bene, la tolleranza, come diceva Gentilini, tolleranza 000, e quando uno voglia far casino se ne può tornare da dove è venuto. Io ripeto, porto un abbraccio a quello che ha subito questa aggressione, che è il titolare del kebab, che adesso non credo che sia italiano e che quindi ha subito da altri stranieri quello che subiscono spesso molti italiani. Può succedere anche viceversa, attenzione, ci sono dei ragazzi italiani che magari non si comportano benissimo,
nei confronti di stranieri, e questo non va assolutamente tollerato. Ed è una baruffa tutta italiana, tra ragazzi italiane, quella avvenuta a Castelfranco Veneto, all'esterno dell'istituto Nightingale, appunto di Castelfranco Veneto, in Via Verdi, dove una quindicenne è rimasta gravemente ferita. 30 giorni i giorni di prognosi rimediati in questo alterco violentissimo esploso all'esterno di scuola. Autrice della violenza, la presunta baby bulla, è una 14enne. Sembrerebbe tra l'altro trattarsi di un vero e proprio regolamento di conti. Nell'area insomma si respirava che qualcosa potesse succedere, naturalmente non ci abbiamo dato importanza, ma la ragazza, l'aggressore in questione è una ragazza che si scalda molto velocemente e quindi era probabile insomma di questa rissa fuori scuola. Assume i contorni del regolamento di conti l'aggressione ai danni di una quindicenne avvenuta all'esterno dell'istituto Nightingale di Castelfranco in Via Verdi, davanti agli occhi di decine di studenti all'uscita di scuola. Autrice della violenza una ragazza di 14 anni che avrebbe tirato per i capelli e poi colpito la compagna di classe con calci e pugni. Chi era presente riferisce di attimi concitatissimi, con la vittima letteralmente sovrastata dalla forza e dall'impeto della baby bulla. La quindicenne, questo secondo il racconto di alcuni studenti, sarebbe finita nel mirino della coetanea di pochi mesi più piccola per delle frasi ritenute lesive del suo onore e di quello della sua famiglia. Al momento ipotesi su cui stanno lavorando gli stessi carabinieri coordinati dalla Procura dei minori. La madre della vittima ha infatti sporto denuncia per lesioni. Il referto del pronto soccorso parla di ben 30 giorni di prognosi. Seria la contusione al polso. Acquisito un video postato nell'immediatezza sui social, va appurata anche la presenza di giovani che forse non erano lì per caso. C'erano ragazzi per lo più stranieri lì intorno a lei a mo' di cerchio per vedere quello che stava accadendo, incitandola al menarsi insomma e guardando la scena senza intervenire. Ma ragazzi del Nightingale o accorsi anche da altri? Ragazzi di altri istituti, non solo del Nightingale, anzi soprattutto di altri istituti. Quindi probabilmente c'era davvero un appuntamento. Esattamente. Era qualcosa che già si sapeva, già loro sapevano, infatti sono venuti qua davanti proprio per vedere la scena e la rissa. Le aveva dato appuntamento al palazzetto, riferiscono alcune ragazze, facendo intendere anche loro che la storia si trascinava almeno da qualche giorno. Resta il fatto che la vittima non se la sentirebbe di rientrare in classe perché è ancora scossa e ricoperta di graffi. So che la ragazza è stata male, adesso è a casa e basta, solo questo. Mi dispiace molto. Perché la scuola è un ambiente in cui i ragazzi crescono, non solo fisicamente, ma anche moralmente, civilmente. Ce ne sono alcuni che hanno difficoltà in questo. Secondo me questo è un caso isolato. Io in tanti anni che lavoro in questa scuola non avevo mai sentito una cosa del genere, mai vista una cosa del genere, quindi secondo me è un caso isolato che va considerato come tale, basta. Lo stesso sindaco Stefano Marcon in mattinata ha voluto incontrare la preside. È un atto da condannare con fermezza, non bisogna e non si possono tollerare baruffe, chiamiamole così, fra ragazzi minorenni. Dell'episodio alcuni docenti hanno parlato anche in classe, gli stessi studenti dell'ultimo anno maggiorenni sono i primi a esserne stupiti. Io sono in questa scuola dall'anno scorso e sinceramente non avevo mai sentito altri tipi di aggressione. In questa scuola non è per nulla comune e non è neanche... Certo, si rimane stupiti davanti a certe cose. Sono stato sul posto ieri con Francesca Pezzo e insomma raccogliendo con tutta la cautela del caso le testimonianze, insomma una violenza, è stata una vera e propria furia. Sì, allora adesso io tanto faccio un bocca al lupo alla ragazza perché 30 giorni insomma di prognosi, però ecco la vedrei molto diversa rispetto a quello che abbiamo commentato prima sull'aggressione di pluripregiudicati a Treviso verso l'esercente del kebab. Sono due cose diverse. Perché adesso se noi andiamo a prendere gli archivi di Antena 3, fuori dalla mia scuola mi ricordo un Lucio Zanato d'epoca che registrava il fatto che dei ragazzi si erano picchiati fuori dall'ITIS Enrico Fermi a Treviso per una ragazza, adesso non mi ricordo perché. Questo è da condannare, sicuramente. Quello che è cambiato molto rispetto a una volta, perché non è che una volta non ci fossero le risse, adesso se no ci raccontiamo, se no chi è davanti alla telecamera lo sa e non era il mondo di tarallucci e vino.
La cosa diversa è che la mia più grande paura, se l'avessi fatto io, sarebbe stato tornare a casa, perché sarebbe stato peggio. Tutti noi sapevamo che i genitori erano molto più severi. Quello che è cambiato adesso è che c'è una specie di impunità tra i ragazzi di fare queste cose, di filmarle, di metterle in rete. Ecco, questa è una cosa, questo è veramente diverso rispetto a una volta. Io spero che chi ha compiuto questo venga punito severamente. Una volta c'era il 6 in condotta, l'espulsione dalla scuola per un periodo. Però io continuo a dire che se sei sopra i 15 anni, qualche ora di lavoro socialmente utile alla comunità ti fanno calmare molto i bollenti spiriti. Io continuo a pensare che quella è una grande forma di dissuasione, cioè quando tu dopo devi restituire, oltre il danno che hai fatto alla persona, se ci sono denunce anche dal punto di vista economico, ma soprattutto alla collettività per questo allarme, bene, ti passa le volte. A te come esempio, a te e a tutti quelli che vogliono fare queste cose. Lei fa bene a dire sono piani diversi. Apriamo una parentesi sul voto. Come sapete è giorno di elezioni amministrative per 9 comuni del Veneto, quindi parliamo di una tornata molto limitata, sono comunque 56.000 i veneti chiamati alle urne. Vi do qualche dato sull'affluenza, sono i dati definitivi del portale Eligendo, definitivi per quanto riguarda la prima rilevazione di giornata, quella delle 12. Eraclea nel veneziano, 13 le sezioni, c'è stata un'affluenza del 14,25%, alle precedenti amministrative era stata del 17,57%. Santa Maria di Sala 18 sezioni, 13,31%, l'affluenza alle precedenti amministrative era stata del 15,61%. Vediamo poi le altre province del Veneto. Belluno dove la sfida è il quorum in entrambi i casi, San Nicolò di Comelico, 2 le sezioni, 24,51% l'affluenza, la volta scorsa era stata del 15,77%, quindi in aumento del 10%. Sospirolo 17,31% l'affluenza, l'altra volta poco più bassa del 16,82%, sia a Sospirolo che a San Nicolò di Comelico. Vi ricordo il vero rivale è il quorum. A Treviso c'è solo Borso del Grappa, 5 le sezioni, l'affluenza è del 12,80%, la volta scorsa quasi del 16%. A Volo Lucello andiamo nel Padovano, Ospedaletto Euganeo, 16,17% l'affluenza alle 12, 15,70% la volta scorsa, manca l'appello Verona, Bevilacqua 2 le sezioni, 14,38% alle 12, 15,33% la volta scorsa, non è pervenuto al momento ancora il comune di Castagnaro. Manca, se non sbaglio, Rovigo con Porto Oviro, 16,42% l'affluenza alle 12, 22,10% la volta scorsa, sono 17 le sezioni. Forse mi sono dimenticato qualcuno, no, li abbiamo detti tutti. Emerge un dato, fatta eccezione per San Nicolò di Comelico, l'affluenza bassa. Continua a scendere l'affluenza, poi i conti si faranno alla fine, ma questo è un dato. Possiamo commentare solo quello perché chiaramente non possiamo commentare altro. Il riferimento è alle comunali precedenti? Sì. Bisognerebbe vedere se le comunali precedenti andavano al voto con altre grandi elezioni. Se c'era un'election day o meno. Ecco, però a questo punto allora mi faccio la domanda, ma era così impossibile, sapendo la data, cioè più o meno la data ultima possibile delle regionali, non portare questi comuni al voto rispetto alle regionali? Mi faccio questa domanda. Oppure, come si è fatto per tanti comuni, posticiparli o anticiparli in un momento elettorale? Per una questione anche di ottimizzazione delle risorse. Sì, esatto, perché se poi lo fai in qualche scuola superiore hai anche il problema che devono fare la maturità, quindi bloccare, cioè magari sapendo già la data delle elezioni regionali, che al massimo saranno, mi sembra di aver capito, il 16 novembre, secondo quanto detto, forse si poteva far così, perché fare delle elezioni in una provincia per 2 comuni è anche chiaro che è molto complesso. È brutto, però, lo dico sinceramente, questo lo vediamo già da un po', e qui c'è da capire il perché, cioè vedere comuni che vanno al voto, specialmente i comuni che hanno così bassa affluenza, fa veramente pensare, cioè che le persone non sono interessate ad andare a votare, quello che è
l'elemento più vicino a loro che tutti i giorni risolve un problema, che sono gli amministratori. Questo fa veramente pensare. È una disaffezione che fa riflettere. O una repulsione. O una repulsione. L'altro tema, l'altro fronte, quello della sicurezza sul lavoro, gli incidenti sul lavoro, tanti troppi anche nella settimana che ci lasciamo alle spalle, il grande cordoglio in tutto l'altopiano di Asiago per la morte improvvisa e drammatica di Paolo Rigoni a seguito di una caduta in un suo cantiere edile. In questo cantiere a Mezzaselva di Roana che ha perso la vita Paolo Rigoni, 71enne, imprenditore edile, agente immobiliare, titolare della Alpi Tourist di Canove, persona molto conosciuta in tutto l'altopiano. L'incidente all'interno dell'edificio che è appunto in fase di sistemazione, sulla dinamica indagano lo Spisal e i carabinieri. Si attende l'esito dell'autopsia sul corpo dell'uomo in una giornata di grande cordoglio per l'intera comunità. Una perdita gravissima che ci ha lasciato tutti sgomenti, proprio perché Paolo era una persona molto conosciuta sia dal punto di vista imprenditoriale sia come presenza puntuale e costante all'interno della vita della comunità, molto attivo per tutte quelle che sono state le iniziative di carattere appunto economico e sociale e di sviluppo da decenni in questo territorio. La famiglia è stretta nel dolore di una morte improvvisa e drammatica e resta in attesa di fissare la data del funerale, che sarà quasi sicuramente nella chiesa parrocchiale di Canove. Particolarmente colpita è anche la comunità civile. Siamo particolarmente toccati anche come amministrazione perché Paolo è il papà della Marzia Rigoni è la nostra assessore al turismo, siamo veramente sgomenti di quello che è successo e ci stringiamo caldamente e con tutto l'affetto possibile a lei, alla moglie di Paolo, Paola, e a tutti i familiari. La presenza e la generosità di Rigoni per tutta l'area dei 7 comuni si manifestava nella sua attività di maestro di sci e di sostenitore di tante iniziative per l'altopiano. È stato uno dei promotori, per dirle, di quello che è stata l'azione sull'azionariato popolare che ha portato all'acquisizione delle melette e allo sviluppo delle melette, quindi una persona che vedeva anche oltre, molto appassionato di montagna e dello sci in modo particolare, essendo appunto maestro e di una famiglia di maestri e di sciatori. Il cantiere in cui Rigoni ha subito l'incidente per lui fatale non risulta né sotto sequestro né inaccessibile. Il comune di Roana non pensa di dichiarare il lutto cittadino per un motivo ben preciso. Era un uomo di sostanza e non credo avesse e volesse un tipo di risalto come questo. La morte di Victor Durbala, l'operaio di 25 anni travolto da un macchinario in Trentino. Sul tragico incidente la Procura di Trento ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Aveva 25 anni, si era sposato da poco e da Padova, dove vive la sua famiglia, si era trasferito a Verona. I sogni di un'intera vita si sono spezzati in pochi attimi per Victor Durbala sotto un cavalletto di metallo del peso di decine di quintali dal quale stava tentando di scappare, avendo capito che qualcosa non funzionava. Una morte tragica avvenuta a Roncone di Sella Giudicaria in Trentino, in un'azienda di costruzioni meccaniche dove la sua ditta di San Giovanni Lupatoto lo aveva trasferito. Grande il dolore della sua famiglia che vive nella città del Santo. Nel frattempo a Trento la PM Olivia Ceccarelli, che coordina le indagini dei carabinieri, ha aperto un fascicolo d'inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo. Nelle prossime ore sul corpo di Victor Durbala verrà effettuata l'autopsia. Voltiamo decisamente pagina, tanta la cronaca, tanti i fatti di cui vi abbiamo dato conto, ma non possiamo non parlare della festa di ieri e anche di oggi, quella che riguarda il Giro d'Italia. Ieri Treviso ha toccato un record, oltre 100.000 presenze, se non sbaglio, vice sindaco Manera. Una città che si è fatta trovare pronta per un grande evento, quindi se lei è d'accordo partirei proprio dalle immagini e dal servizio della nostra Francesca Bozza con Alberto Pivetta. Parte la 14ª tappa della corsa più dura del mondo.
ciclismo nel paese più bello del mondo. In un piazzale Burchellati gremito di tifosi appassionati di ciclismo e tante famiglie, Treviso ha salutato la partenza della 14ª tappa del Giro d'Italia, 195 km fino a Nova Gorizia. Una giornata iniziata prestissimo, quando le prime persone hanno raggiunto il centro del capoluogo per vivere ogni momento della festa rosa, e l'accoglienza riservata alla carovana del Giro non ha disatteso le previsioni della vigilia. Nel DNA dei veneti e dei trevigiani c'è il ciclismo, per la tradizione sportiva, anche imprenditoriale di questo territorio. Alla partenza anche l'ex grande del ciclismo italiano Francesco Moser, che ha ricordato una tappa del passato arrivata proprio nel capoluogo della Marca. Io ero arrivato qua con la penultima tappa del Giro che ho vinto, che facevamo la volata qua lungo le mura e che ho preso anche qualche secondo di abbuono, che poi mi ha aiutato a vincere il Giro il giorno dopo a Verona. Da qui a Treviso diciamo che è la provincia più ciclistica d'Italia. Migliaia di persone lungo il percorso che dopo la partenza ha attraversato il centro città. La corsa rosa è poi proseguita verso Breda, Maserata, Boccacallalta, Ponte di Piave, Oderzo, Gorgo Monticano e Motta di Livenza, per poi sconfinare nel veneziano. Domani si replica nel tappone Fiume Asiago. Il Veneto, con le sue 4 tappe, e la Marca si riconfermano così terre di ciclismo. La Marca è la provincia più ciclistica d'Italia, questo è il dato concreto per numero di praticanti e per tutto quello che poi ne è l'indotto. La Regione Veneto ha questa qualità di mettere insieme le bellezze architettoniche, paesaggistiche, quelle che sono le sue peculiarità. Oggi questa corsa verrà vista non solo in Italia ma in 197 paesi al mondo collegati. Ecco, credo che sia un bell'immagine non solo per l'agonismo dei nostri corridori ma anche per quelle che le immagini faranno vedere del nostro bel paese. Il Giro d'Italia diventa dunque anche una vetrina turistica ed economica per il territorio veneto. Noi come agenzia del commercio estero aiutiamo il Giro d'Italia, perché fa parte comunque di quella diplomazia della crescita che aiuta quello sviluppo e la promozione del Made in Italy all'estero. E vista l'accoglienza riservata alla carovana rosa, si pensa già al Giro 2026. Vedendo questo pubblico immenso qui alla partenza del Giro d'Italia, come faccio a dire che non c'è Giro senza Veneto? È chiaramente entusiasmante. Il 9 luglio sarà dura dire di no. Lo sai bene. 4 tappe anche il prossimo anno. Mentre il sindaco Conte non nasconde di avere grandi progetti per il ciclismo targato Marca Trevigiana. Adesso ci godiamo questa partenza e poi cominciamo a sognare anche per il futuro, perché insomma con Fausto Pinarello e la Cicli Pinarello non ci poniamo mai limiti e credo che Treviso abbia delle potenzialità enormi. 100.000 presenze, tutto è andato bene sul fronte della sicurezza, visto che prima parlavamo di sicurezza relativamente alla zona rossa che scatterà domani, questo va sottolineato insomma. Sì, diciamo che in questo caso, io peraltro sono assessore allo sport, quindi è stata veramente tra la DJ10 la settimana precedente e il Giro d'Italia questa settimana, noi siamo come gli arbitri di calcio, no? Gli arbitri in generale, quando non succede nulla un complimento non arriva mai, quando succede qualcosa o sbagli. E in questo caso bisogna dire che il coordinamento di tutti, perché tutti i volontari, la protezione civile, i carabinieri in pensione, il SUEM, la polizia locale per la viabilità, è stato un grande lavoro fatto da tanti uffici diversi, bisogna dircelo sinceramente, e quindi è andato tutto bene. C'è stato anche e qui ringraziamo Iannicelli per il tempo clemente, perché avevamo paura della pioggia della sera prima, però è stato veramente bello e ha ragione il sindaco quando dice un grande affetto del Veneto, noi diciamo anche un grande affetto di Treviso, perché abbiamo lavorato tanto per avere questa partenza e io vorrei sottolineare, e lo ringrazio pubblicamente, anche Fausto Pinarello che insomma vende, e l'azienda Pinarello vende tra le bici migliori del mondo ed è stato grande partner con noi per ottenere questa partenza al Giro e senza di lui sarebbe stato molto difficile. Io vorrei sottolineare, anche è stato detto poco, ma ieri c'era, dopo 50 anni dalla sua vittoria, Fausto Bertoglio è venuto a salutare perché esattamente 50 anni fa vinse il Giro d'Italia ed era presente da noi e ci ha fatto molto piacere. Gli abbiamo fatto un po' di domande tecniche, ecco, è cambiato. Lì guardava i ciclisti e allora calcolava il peso, quanto pesante era lui. Veramente un bel momento e
e complimenti a tutti e complimenti al Giro. Tra l'altro Giro che oggi è ritornato nella Marca Trevigiana, è ritornato in Veneto, l'arrivo sull'altopiano di Asiago, corsa che toccherà altri luoghi simbolo del ciclismo nazionale, non solo il Muro del Poggio per esempio, le scale di Primolano, ci sono poi tutte le strade che portano sull'altopiano di Asiago, Enego, insomma anche oggi una tappa da non perdere. Ritorniamo all'entusiasmo della piazza, ritorniamo all'entusiasmo di ieri, così in piazzale Burchiellati. Per Treviso penso sia una grande occasione che la carovana del Giro sia qui. Bella soddisfazione per noi appassionati. Sono tantissimi gli appassionati delle due ruote arrivati a Treviso in sella alle proprie bici per la 14ª tappa del Giro d'Italia. E da dove arriva? Arrivo da Spinea e come un vero sportivo sono partito questa mattina in bicicletta da Spinea e sono venuto qui a Treviso. Che è uno sport senza stadio. Lo stadio del ciclismo è strade, cielo e montagne. Il ciclismo unisce, il ciclismo non ha violenza nel tifo, il ciclismo è fratellanza e amicizia. Lei da dove arriva? Da Mestre. È un abitué del Giro? No, sinceramente no, è la prima volta che vengo qui ed è molto emozionante. È uno sport che coinvolge tutte le persone senza violenza, senza niente. E poi ci sono le famiglie, numerosissime in piazzale Burchiellati, genitori e figli, come questa mamma che insieme al marito ha portato la sua piccola, un anno appena compiuto, a vivere la festa rosa. È il primo giro di sua figlia? Sì, è il primo giro e tramandiamo, le nostre passioni anche a lei. E d'altronde, raccontano tanti tifosi, il ciclismo è una passione che ci si porta sin da piccoli per tutta la vita. Ero piccolo, il nonno mi portava a vederlo, quindi negli anni ho sempre poi visto il Giro d'Italia perché ce l'ho nel cuore. Noi lo seguiamo da anni, ho una famiglia di ciclisti, vado via in bici, lavoro in un negozio di roba per biciclette. Poi c'è anche chi al Giro d'Italia festeggia l'addio al nubilato a pochi giorni dal matrimonio. L'addio al nubilato al Giro d'Italia? Sì, oggi siamo qua. Una bella sorpresa delle tue amiche, immagino. Sì, insieme a tutti voi. Qua e là tra la folla dettagli rosa, magliette, cappellini o semplici orecchini indossati da chi ha voluto sentirsi ancora più parte di una festa che abbraccia tutto il mondo, come testimoniano questi tifosi colombiani e messicani, quest'ultimi arrivati per tifare la maglia rosa Isaac del Toro. Isaac del Toro, bravo, arriva! È una bella festa! Bellissima questa festa del Giro d'Italia! Giro d'Italia che è stata anche l'occasione per parlare di argomenti seri, l'occasione per lanciare anche messaggi alle nuove generazioni e non solo alle nuove generazioni. Per questo mi ha raggiunto in studio, la saluto e la ringrazio, la conoscete tutti, Romina Ceccato, presidente di Alba, associazione che si occupa di sicurezza stradale. Rimane con me Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso. Mi interessa molto la sua opinione anche in materia di sicurezza stradale. E lei era a Vicenza in occasione della tappa vicentina. Sì. Romina, perché state portando avanti un progetto, una progettualità, avete istituito, mi verrebbe da dire, una vera e propria task force da questo punto di vista. Sì, una cosa bella è che abbiamo capito che per arrivare ai ragazzi non serve sempre le immagini o i dati o i numeri o i video, quelli scioccanti. Anche con la musica puoi arrivare a far capire quanto è importante la tua vita. E tramite il sindaco Giacomo Posamai appunto abbiamo iniziato questo rapporto di lavoro e di collaborazione che lo ringrazio veramente con tutto il cuore, e abbiamo conosciuto questa band dove loro hanno vissuto delle esperienze anche loro su incidenti, sono rimasti colpiti da qualcosa, e da lì abbiamo iniziato a fare questo tour dove tra una musica e tra un'altra si portano le testimonianze di chi ce l'ha fatta, di chi non ce l'ha fatta, e si cerca insieme di portare qualche messaggio utile. Che io non dico solo giovani, perché tu lo sai come la penso, che queste persone, che tutti noi incominciamo un po' ad educarci per poter educare. E tra l'altro, a proposito di musica, di convivialità, del fatto di raggiungere i giovani anche con la leggerezza, c'è questa iniziativa, se non sbaglio, del 6 giugno, la possiamo vedere a Musile di Piave con il patrocinio della città di Musile di Piave. Che cos'è?
Allora, tutti all'inizio quando hanno visto questa locandina hanno detto ma guarda te, una presidente di un'associazione vittime sulla strada che mette un bicchiere che... come dire, vai a bere. Allora, tu lo sai che io sono del parere che non è che si educa dicendo no, non si beve, bisogna bere spritz analcolico, certo, si cerca di dare motivazione, però io penso che bisogna anche arrivare a far capire a tutti, perché io parlo sempre di tutti, che si deve sapere qual è il nostro limite, perché io posso avere un limite, tu puoi averne un altro, quindi abbiamo pensato appunto di mettere questo calice di vino, di fare questa serata appositamente con queste cose, appunto per far capire dove si può arrivare, come ci si può divertire e con una cosa sola, usando la testa, perché anche con un bicchiere di vino si può usare la testa, perché se magari io ho voglia di divertirmi posso far guidare qualcun altro oppure cercare qualche mezzo, perché tu sai Cristian, io sono il parere che a me tutti questi messaggi che incominciano a mandare istituzioni, non istituzioni, no vi porta a casa il taxi, no vi porta a casa questo, io faccio sempre il paragone quando parlo con le altre mamme o quando succede qualcosa, ma quando si inizia a portare i propri figli a scuola, io non penso che si inizi a portarli dentro alle elementari, si dice ragazzi scegliete, volete andare in prima, seconda, in terza, in quarta e quinta, penso che si inizi dall'inizio, quindi sì è giusto andare a divertirsi, è giusto però imparare e bisogna noi, te l'ho detto prima, educarci per poter imparare e sai l'ho imparato tramite un assessore di San Donà di Piave che sta mettendo un bel progetto, educhiamoci, e tramite questa cosa ho imparato che bisogna noi adulti per primi a essere educati se vogliamo educare gli altri. Condivide questo approccio Manera? Allora, siccome non viviamo su Marte, 19 anni, partiamo in 4, mi lasciano a Sant'Antonino, a me è un amico perché il giorno dopo devo andare a Jesolo, sabato sera, 2 tra i migliori amici di quel tempo dall'asilo si schiantano in macchina a Sant'Antonino per andare a Casier e muoiono sul colpo, 19 anni. Cioè tutti noi, quando parliamo, perché quando si parla di istituzioni amministratori si pensa sempre, e rimangono probabilmente i più bei ricordi di questi ragazzi della storia, Matteo e Enrico, voglio anche ricordarli, e poi tanti altri che conoscevo, però quella è una situazione particolare perché sono sceso io dalla macchina e solo perché dovevo andare via il giorno dopo, altrimenti sarei stato là. Io ho sempre viaggiato tanto all'estero e quindi ho visto sempre un approccio che da noi era 0,8 il limite, adesso è sceso già da un po'. C'è una cosa però, quando io vado in tanti paesi dove peraltro l'uso di alcol è anche più forte, perché magari si vede vodka, anche alcolici molto più forti, io quando prendo il taxi o se parto col taxi per partire, il taxi costa 5 euro, 7 euro, e allora dei ragazzi prendono e possono partire da casa direttamente col taxi, o a un certo punto dicono vabbè abbiamo avuto qualcosa in più, torniamo in taxi. Perché il mezzo pubblico, per quanto adesso siano gli autobus a chiamata in piena notte, è difficile coprire tutta una fascia. C'è Uber, ci sono tante situazioni diverse. Io adesso non voglio attaccare o toccare il business di nessuno, perché i taxi hanno delle licenze che hanno pagato, quindi... però forse nel nostro paese quella è un'altra scelta che non risolve tutto, perché poi se prendi la macchina e vai a 200 all'ora su una stradina, però diciamo che darmi una possibilità in più di scelta se io sono fuori è un dato oggettivo, e io quando vado in Ungheria il limite è 0, quando vado in Polonia il limite è 0,2, e prendono, e addirittura, perché dire va bene chi guida, ma se sono da solo, certo, o se siamo solo in 2, quindi è uno strumento in più, diciamo, è uno strumento in più, viene messo a disposizione, toglie tutti i problemi? No. Romina allo stesso tempo dice può essere un fattore che deresponsabilizza. No, io sono d'accordo con il vice sindaco quello che lui ha detto, però non mi devi fare, cioè sul senso, andiamo, allora stasera puoi andare in discoteca, hai il taxi che ti porta a casa. Questo non è un messaggio nell'insegnamento di dire attenzione, non bere, è come dire bevi, tanto hai un mezzo che ti porta a casa. Non è questo, certo.
Adesso noi una volta magari non avevamo cellulare, non avevamo tante cose e anche noi abbiamo fatto le nostre piccole cavolate, perché io sono la prima. Attenzione, io sto parlando di uno che ha ammazzato mio figlio, che era ubriaco, era al tasso alcolico, li ha lasciati annegare Lo tutto ricordiamo quanto. al pubblico Quindi, a casa, lei è la mamma di Riccardo Laugeni, una delle 4 vittime della tragedia sulla Jesolana quindi del 2019. dovrei essere una mamma di quelle che dice no ragazzi no. Allora, perché prendere in giro la realtà? Dobbiamo cercare di educarli. Allora io dico sempre, e sto cercando di provare a mettere insieme, ma vedo che se non... Allora, io ho imparato una cosa sulle mie spalle, non tutte le amministrazioni, attenzione, ma molte persone ti danno quell'accontentino, come dirti stai buona, mettiti là sull'angolo. Io sono d'accordo su quello che ha detto il sindaco, è un mezzo, benissimo, ma allora perché non ci mettiamo d'accordo con le varie strutture nel dire guardate, io vi prendo, avete voglia di andare stasera a divertirvi in quel posto? Benissimo, prendete, andate, questo mezzo vi aspetta e vi riporta. Mio figlio e i suoi amici la settimana prima avevano una festa di un compleanno di un amico che tutti volevano bene, hanno affittato un pulmino. Allora io dico sì, ma come tante pubblicità che mi vengo a vedere, sì guarda tu vai in discoteca, tanto dopo c'è Tactics che ti accompagna alla TVO e tu prendi la TVO e torni a casa. Che messaggio abbiamo passato? Sul senso, va bene, vai a bere? Diciamo è un tema molto complesso questo. Allora, sì, perché vorrei essere anche chiaro su questo. Allora, quello che è successo a suo figlio e anche amici miei, attenzione, perché io ho amici che sono morti, quindi capisco cosa vuol dire. Erano amici, non erano magari i miei figli e quindi ne capisco il dolore, però quando a 19 anni ti muoiono gli amici che conosci da quando sei all'asilo, è una rottura, e chi lo sa, cioè, che ti resta tutta la vita, perché quando vai all'obitorio... Immagini quando muore un figlio? Non posso immaginarlo e quindi ne capisco, non posso capirlo perché, perché non mi è successo e purtroppo non posso capirlo. Però ci sono 1000 situazioni ibride, cioè quello che è successo a suo figlio è uno beve in maniera smodata, sale in macchina e succede quello. Adesso io non so la dinamica esatta, onestamente non la so. Cosa diversa che io e Cristian andiamo adesso in un ristorante, stappiamo una bottiglia, a un certo punto la finiamo perché volevamo bere 2 bicchieri. Quindi ci si rende conto e diciamo, adesso come torniamo a casa? Se mi trovo a mezzanotte a Giavera del Montello, io non so come tornare. Allora, ci sono, nella casualità delle cose, non è lo strumento risolutore, ma è un aiuto a quelle 1000 situazioni ibride. Attenzione, perché magari io da ubriaco o non dico ubriaco, ma ho bevuto troppo, vado io a Giavera del Montello giù per un burrone, da solo, e mi faccio male da solo. Allora, darmi uno strumento in più, che non è risolutivo, ma aiuta tutte quelle situazioni ibride. Se lui adesso andiamo a vedere, c'è il trofeo Topolino in Ghirada, beviamo 2 birre in più, dobbiamo avere la possibilità di dire no, allora lasciamo qua la macchina perché abbiamo avuto 2 birre in più, prendiamo un taxi. Sono chiarissime entrambe le non avrebbe risolto altre problematiche. Sono chiarissime entrambe le però posizioni. Aiuterebbe. Io vorrei parlare con Romina prima di andare in pubblicità e poi affrontare altri temi, tra cui quello delle manutenzioni stradali e del taglio lineare che è stato operato sulle province, di un'altra iniziativa importante, perché presto come associazione, come familiari delle vittime della strada e non solo, entrerete al carcere minorile di Treviso, e volevo che il vice sindaco di Treviso insomma lo venisse a sapere da lei, Romina, perché è un'iniziativa interessante. Lei si è sentita con Donatello, se non sbaglio. Sì, ci siamo sentiti l'altra mattina e per me è stata un'emozione grandissima poter mandare un bellissimo progetto che l'associazione possa fare e parlare a questi ragazzi, a prescindere da che tipo di sbaglio o reato possono aver fatto, perché educarli nel sapere che tornare fuori è importante, anche stare attenti agli altri. La cosa che mi attacco un attimo a quello che ho sentito prima fuori mentre aspettavo ad entrare, una cosa utile ha detto il vice sindaco e io porto rispetto, perché io devo dire che ogni cosa che ho bisogno il sindaco Mario Conte è sempre molto disponibile nei miei confronti, mancherebbe altro, anzi
se ho una giornata brutta mi dice chiamami e piangi con me. Ha agevolato, mi ricordo una volta un incontro, noi eravamo stati tramite con Matteo Salvini, insomma. No, e con Nordio mi sono venuti, c'ero io Nordio e Salvini. No, ma io... ma ci tenevo perché... No, è vero. Appunto, l'iniziativa. E quindi lui ha detto entriamo a far parte e parliamo appunto con questi ragazzi. Quello che ti dicevo prima, educhiamoli. Proviamo a fargli capire e quando cominciano a sbagliare devono capire che o finiscono qua o devono andare a fare un servizio, come ha detto il sindaco, servizio utile, fargli fare qualcosa, che devono capire dove sbagliano. Allora io non dico che siamo tutti perfetti, anch'io posso commettere degli errori, però logicamente è una cosa bellissima andare a vedere questi ragazzi e poter ascoltarli dove hanno sbagliato, perché una mamma che, io dico sempre, quando parlo di quello che è successo a mio figlio, quello che ho dentro non posso dirlo perché avendo formato un'associazione devo dare un messaggio diverso, quindi voglio far capire a tutte queste persone che dobbiamo incominciare a fidarci delle nostre amministrazioni, delle nostre leggi, quindi incominciamo a dare un po' di fiducia, però dall'altra parte bisogna che anche le altre parti ci diano le prove da poter entrare anche in questo carcere e dire sì, guardate, stanno facendo questo, guardate, si stanno impegnando. Allora io penso che diventa un modo di collaborare da entrambi le parti, però parlare con loro è come se... Una mamma va a giocare dentro con i ragazzi. Potrebbe essere un confronto interessante, insomma, arricchente per entrambi. Molto, perché molte volte io ho visto anche quando ho fatto degli eventi con dei ragazzi e loro mi guardavano perché volevo fargli mettere un cappello così com'è e mi guardavano come dire ma... E non ti dico la parola. E io ho detto, lo so che sono una rompipalle, me lo direbbe anche mio figlio, però dai, portate pazienza, ascoltate sta vecchietta. E vederli piangere alcune volte ti emoziona, ti stringe il cuore. Io volevo dire una cosa su questo. Io sono andato più di una volta dentro il carcere minorile a Treviso, grazie al direttore che è stato via, è tornato a Palermo. E dico la verità, io ho fatto il militare, e quindi sono stato su delle caserme a Pontebba, caserme magari degli alpini molto claustrofobiche, mi è venuta l'angoscia, cioè vedere questi ragazzi così giovani, e ho visto una scena che mi ha impressionato. Loro tendono a non dirsi che reati hanno fatto, perché nel minorile tendono a non dirlo per una questione di salvaguardia loro, anche perché... E ho visto una scena, loro hanno un piccolissimo spazio all'aria aperta, piccolissimo, e ci sono dei ragazzi che alle 6, perché loro potrebbero uscire fino alle 8:30, alle 8 non mi ricordo, alle 6 chiedono di essere già chiusi dentro perché non vogliono di star fuori, cioè no, va dentro le celle. Ma ho visto una scena, ho visto dei ragazzi che iniziavano a giocare a ping pong, hanno fatto 2 scambi a ping pong, al terzo scambio hanno messo giù la pallina e le racchette. Com'è la noia proprio di fare qualsiasi cosa? Mi ha veramente impressionato, perché giochi una partita a ping pong, almeno giochi sul punteggio. No, hanno fatto 3 scambi, hanno messo giù la pallina. Quindi è bene che ci sia questo confronto con l'esterno. Sì, è bene, perché poi sti ragazzi... E poi mi ha fatto un'impressione un ragazzo, e mi ha raccontato il direttore del carcere, che poteva uscire trovando una casa famiglia, ma non lo voleva nessuno e quindi doveva stare dentro. Mi è venuta un'angoscia a sapere questo, cioè sto ragazzo che era uno straniero con problemi con i genitori, che non lo riconoscevano. Cioè mi ha fatto veramente impressione sta roba, che lui stava dentro perché in realtà nessuno lo prendeva in affido all'esterno, una casa famiglia. Ma anche perché, sai Cristian, come ha detto il vice sindaco, va una mamma che ha perso un figlio per colpa di qualcun altro. Quindi io non vado dentro per sgridarli, vado dentro per mettermi seduta attorno e per far capire, per parlare con loro, per fargli capire che cosa è fuori, che il bello c'è fuori, ma basta seguire alcune regole, potrei andare dentro con un modo diverso. E poi volevo sottolineare, io me lo ricordo quando ero a scuola, la provincia con l'allora governatore Zaia fece una cosa, e io mi ricordo quando uscivamo da scuola, io facevo l'ITIS fermi, e avevano messo delle macchine distrutte da incidenti mortali, e io mi ricordo che c'erano gli autobus che prendevamo alla scuola, e io mi ricordo il silenzio quando guardavamo queste macchine, perché c'erano anche il tracce di sangue, non so neanche se sarebbe possibile adesso fare una cosa così cruenta, e c'erano delle auto, e io mi ricordo, parlato tante volte. Io mi ricordo la mia impressione da studente, allora 19enne, 18enne, cioè
il silenzio che avevamo addosso e quante vite probabilmente, non lo sapremo mai, quelle auto hanno salvato, perché vedendo una cosa del genere qualcuno avrà tolto di noi il piede dall'acceleratore. Non abbiamo la controprova, ma sono sicuro che sono state perché voi non volete farlo? E per questo dobbiamo andare in pubblicità e per questo insomma è sempre importante occuparsi di sicurezza stradale. Detto questo, un minuto di pubblicità, poi ritorniamo sui temi delle manutenzioni delle strade, ritorniamo anche sulla cronaca o altri aggiornamenti e andiamo a Vittorio Veneto per l'insediamento del nuovo vescovo. A fra poco. Rientriamo in diretta per raccontarvi questa domenica a nord-est, subito a Vittorio Veneto con il nostro Lucio Zanato. Perché Vittorio Veneto? Perché oggi si insedia il nuovo vescovo. Lucio, buongiorno e buona domenica. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, sono con il direttore dell'azione Don Alessio Magoga. Direttore, intanto ci possiamo dare del tu proprio perché come giornalisti intanto, quindi. E poi Nicoletta, mentre noi parliamo, vi fa vedere una cosa che normalmente non si vede perché questo è l'interno del seminario vescovile. Siamo qui perché? Perché partirà tutto da qui oggi pomeriggio alle 16. Sì, esattamente, la processione con il vescovo, il neovescovo Monsignor Riccardo Battocchio partirà dalla cappella del seminario dedicata al Sacro Cuore, poi attraverserà il cortile, attraverseremo l'Androne, finiremo nella piazza Giovanni Paolo I antistante alla cattedrale e quindi poi faremo l'ingresso nella cattedrale. Sì. Ecco, quindi oggi è l'entrata ufficiale del nuovo vescovo di Vittorio Veneto, Riccardo Battocchio, però è stato nominato il 25 febbraio, quindi un bel po' di mesi fa. Doveva probabilmente terminare delle cose a Roma e poi poter intraprendere questa nuova strada. Tu che l'hai intervistato, cosa ti ha detto appena nominato? Sì, non abbiamo chiesto proprio questo aspetto che magari è anche un po' personale legato al percorso che anche lui era chiamato a vivere in questo tempo. È da immaginare che avesse diversi impegni da portare a compimento, a termine, in modo particolare l'anno scolastico, in quanto rettore dell'Almo Collegio Capranica che si trova a Roma. È un seminario fondamentalmente, anche se propone la formazione non solo dei seminaristi ma anche di giovani preti, che poi le varie diocesi d'Italia inviano appunto nel seminario Capranica per eventuali altri incarichi e altri compiti. Quindi penso che il motivo principalmente sia legato alla conclusione dell'anno scolastico presso il Collegio Capranica. Ecco perché va detto che il nuovo vescovo è un profondo conoscitore di teologia, è laureato addirittura. Sì, laureato, insegnante, ha una lunghissima bibliografia, ha scritto tanto, tiene conferenze su vari temi dell'ambito teologico, dalla sacramentaria alla teologia fondamentale. Ecco, ci puoi spiegare che è la differenza? Sì. Beh, sacramentaria è quell'ambito della teologia che si occupa dei sacramenti, quindi la loro storia, la loro come potremmo dire, modalità pastorale con cui vengono vissuti. Teologia fondamentale si sofferma su quelli che sono i contenuti base dai quali poi prendono avvio le varie discipline teologiche, sono gli elementi introduttivi, quelli che danno ragione della fede e della teologia, degli argomenti teologici che vengono poi sviluppati nei corsi successivi. È un conoscitore della storia, della teologia, in modo particolare ho avuto modo di leggere e anche di tenere una conferenza con lui in qualità di moderatore lui era il conferenziere sulla teologia e la riflessione di Martin Lutero e della Riforma, a 500 anni dalla Riforma protestante. E poi è un profondo conoscitore anche del Medioevo e dell'ecclesiologia. L'ecclesiologia è quella sezione, quell'ambito della teologia che si occupa della Chiesa, cioè che cos'è la Chiesa, qual è il rapporto della Chiesa con il mondo, e anche in virtù di questa attenzione, di questa preparazione è stato anche segretario generale all'assemblea dei sinodi dei vescovi che si è tenuta qualche anno fa e si è conclusa nel 2024. Lui è stato segretario generale di questa assemblea. Senti direttore, facciamo così, andiamo a vedere anche un po' il percorso con Nicoletta, anche se magari ci anticipa, fa vedere ai telespettatori quale sarà il percorso, anche perché non si apre tutti i giorni questa parte qua.
Sì, generalmente da qualche anno a questa parte questa zona è aperta e disponibile all'ingresso del seminario, all'ingresso della biblioteca e anche per quanto riguarda la vita del seminario. Stiamo facendo vedere che sono pronti tutti i preparativi perché tutto deve essere a posto, quindi non neghiamo la presenza di persone che stanno lavorando proprio per preparare tutto, che sia tutto preciso e puntuale. Questo è proprio il percorso che farà in processione e sarà una processione importante qui perché quanti vescovi ci sono, poi c'è i sacerdoti. Sì, ma soprattutto c'è il patriarca e c'è addirittura il cardinale. Sì, ci sarà il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, e il nostro cardinale originario di Pieve di Soligo, Beniamino Stella. Ci sarà anche un altro cardinale, Romeo, già arcivescovo di Palermo, che ha voluto presenziare anch'egli a questa celebrazione in virtù del legame e anche dell'amicizia con Monsignor Riccardo Battocchio, in quanto anche lui è stato uno dei formatori del Collegio Capranica. Ecco, poi c'è da dire che saranno in 3 a ordinarlo, perché ci sarà il patriarca, ci sarà il cardinale Stella e poi ci sarà anche il vescovo Cipolla di Padova, perché lui è originario della diocesi di Padova. Sì, certamente, ci sarà anche Cipolla. E per quanto riguarda le presenze, così per concludere e completare il quadro, allora ci sarà una presenza ovviamente importante della diocesi di Vittorio Veneto, i sacerdoti della diocesi di Vittorio Veneto e i vescovi originari della diocesi di Vittorio Veneto, poi una presenza significativa del Collegio Capranica, studenti, sacerdoti e alcuni vescovi che come Cardinale Romeo che sono stati appunto in questo collegio e poi appunto diversi sacerdoti insieme a Monsignor Cipolla della diocesi di Padova. Questo è un po' E poi tutti gli altri vescovi che verranno. Io ho letto dal tuo giornale che mi pare ho contato 26 vescovi, mi pare, e addirittura un vescovo, se non sbaglio, un vescovo ortodosso. Sì, il vescovo ortodosso, in quanto nella nostra diocesi a Montaner c'è una presenza ortodossa ancora risalente ai tempi di Albino Luciani, anzi successivamente, ma comunque in virtù di un momento piuttosto critico che era nato allora. Ma però adesso è simbolo di ecumenismo? Certamente sì, la presenza di Fasiolo, questo è il cognome del vescovo ortodosso, è davvero un segno prezioso di questo, come potremmo dire, cammino che si è fatto in questi decenni da un momento critico come è nato a un'esperienza di ecumenismo come si sta cercando di vivere ormai direi da diversi anni. Ecco, devo dire, è importante, non è una cerimonia che capita sempre, avere tutti questi vescovi, avere il patriarca, avere 2 cardinali, cioè una cerimonia da seguire che rimarrà nella storia qui a Vittorio Veneto. Tra l'altro mi pare che solo il suo predecessore di Monsignor Riccardo fosse stato ordinato e poi si dice in termini, mi pare, investito, giusto? Sono i 2 termini, no? Quando uno viene ordinato vescovo e poi gli viene... Si fa ingresso nella diocesi, certamente. Allora è una scelta, su questa domanda, su questo interrogativo ci siamo confrontati appunto con Monsignor Riccardo Battocchio e lui ci teneva davvero a essere ordinato vescovo e a fare l'ingresso insieme in questa diocesi. Qualche volta succede che magari un vescovo si fa ordinare vescovo nella sua diocesi di origine e poi fa l'ingresso nella diocesi dove è stato inviato. Invece Monsignor Battocchio ha voluto proprio caldamente che le 2 cose coincidessero. E, come potremmo dire, ci sono delle ragioni di carattere anche un po' intuitivo e abbastanza ovvio che se poi il suo ministero deve viverlo qui, la cosa più normale e più naturale è che anche sia ordinato vescovo qui. Poi ci sono anche delle ragioni di carattere storico. Nel primo millennio le ordinazioni episcopali funzionavano sostanzialmente così: uno era ordinato vescovo lì dove dopo esercitava il ministero di vescovo. E poi c'è anche un'altra cosa, proprio ricordando il Sinodo dei Vescovi conclusosi nel 2024, c'è
un numero nel documento finale, il numero 70, che lo citava Monsignor Battocchio, che invita proprio caldamente i vescovi a comportarsi così, cioè a farsi ordinare vescovi lì dove dopo vivranno il loro ministero. Ecco, ricordiamo che il vescovo Riccardo è nato a Felette di Romano de Zelino, ha seguito quando era ancora laico il liceo Brocchi a Bassano, quindi tutta una serie di situazioni per seguire insieme questa ordinazione, perché non coinvolge solo la diocesi di Vittorio Veneto, non coinvolge solo la diocesi di Padova, ma coinvolge tutto il Veneto e in genere tutta la Chiesa. L'ultima battuta, poi ti ridò la linea. Sì, è un evento, come dicevamo, importante per la nostra Chiesa di Vittorio, per la Padova, per tutta la regione ecclesiastica, si dice così, usando un termine un po' ecclesialese, la regione ecclesiastica del Triveneto, perché ci saranno diversi vescovi del Triveneto anch'essi presenti alla celebrazione di oggi. Anche questo è un bel segno, sia che ci sia il patriarca che presiede, che dice un pochino la collegialità dei vescovi e il radicamento nel territorio, e poi anche la presenza dei diversi vescovi delle diocesi trivenete per ribadire questa comunione apostolica e tra vescovi, preziosa, perché poi, appunto, e concludo, il vescovo, come potremmo dire, si ha un rapporto importante con la sua diocesi, ma è chiamato a collaborare e a vivere il suo ministero anche in comunione con i vescovi della regione ecclesiastica triveneta, nonché con il sommo pontefice, in questo caso Leone XIV. Ecco, va ricordato che Monsignor Riccardo è stato nominato ancora da Papa Francesco ed è anche un vescovo giovane, perché ha 63 anni, quindi una lunga strada davanti. Sicuramente qui a Vittorio Veneto comincia questo suo nuovo cammino. Io, se non hai domande, ti restituisco la linea. Pronto a riprenderla, perché noi alle 16, anzi 15:55 ripartiamo. Assolutamente, hai fatto bene a ricordarlo, quindi la lunga diretta da Vittorio Veneto di Antenna 3. Io vi ricordo la notizia di queste ore, la tragedia nella notte a Rubano, nella frazione di Sarmeola. 2 ventenni in moto si sono schiantati contro un palo dell'illuminazione. Uno è morto sul colpo, l'altro è ricoverato in codice rosso. La vittima è Giovanni Bortoletti, residente a Rubano. Tutto è avvenuto intorno alle 2 della notte. I 2 giovani, classe 2003, erano in sella a uno scooter di grossa cilindrata quando sono finiti contro il palo della luce. Sul posto sono arrivati i servizi di soccorso del SUEM 118. Per il conducente non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo a causa delle lesioni riportate. Il passeggero invece è stato trasportato d'urgenza in pronto soccorso, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni. All'alba sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di legge. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il motociclo è stato sequestrato, perché poi, quando parliamo di sicurezza stradale, di questo stiamo parlando fondamentalmente, di una scia di sangue che non si arresta. Soltanto ieri una giornata nera sulle strade della Marca trevigiana. Tra l'altro mi danno degli interventi in corso anche in questo momento da parte del SUEM 118 sulla fascia pedemontana, ma appunto quando avremo notizie vi daremo tutte le informazioni del caso. Allora, facciamo così, dobbiamo parlare delle manutenzioni stradali. Abbiamo 30 secondi, 30 di pubblicità, poi rientriamo in diretta con Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, e Romina Ceccato di Alba, Associazione per la Sicurezza Stradale. A fra poco. Di nuovo in diretta con Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, Romina Ceccato, Alba, Associazione per la Sicurezza Stradale. Parliamo dei fondi che sono stati tagliati alle province da parte del governo, fondi che erano destinati alle manutenzioni stradali. È uno dei nodi politici della settimana. Il ministro Salvini ha assicurato che i fondi tagliati non serviranno per il ponte sullo Stretto, ma la polemica è aperta. I presidenti delle province stanno chiedendo al governo di rivedere la decisione o quantomeno di trovare delle soluzioni alternative. Ci sono delle rassicurazioni da parte dell'esecutivo, ma resta il fatto che c'è questo taglio lineare sulle manutenzioni stradali quantificato circa il 70% per tutte le amministrazioni provinciali italiane. Per la Marca Trevigiana parliamo di 4 milioni di euro in meno su 6 milioni. Il nodo è chiaramente politico, Manera.
Sì, l'altro giorno... È una cosa che imbarazza anche all'interno della Lega, tanti leghisti ne stanno parlando. Insomma, è una scelta per certi versi anche un po' incomprensibile. No, è veramente incomprensibile, bisogna capire le fonti di finanziamento di questo, perché è sbagliato dire che questi soldi andranno sulla costruzione del ponte sullo Stretto o qualsiasi altro ponte in Italia, perché una cosa per il bilancio pubblico sono le fonti di investimento e una cosa la spesa corrente come sulle manutenzioni stradali. Sono due capitoli completamente diversi che non si incrociano mai. Un piccolo esempio è che gli autovelox pagano in spesa corrente, per esempio le multe degli autovelox pagano in spesa corrente le manutenzioni stradali, perché è spesa corrente, non è che con i soldi degli autovelox tu paghi la costruzione di un ponte, sono proprio cose completamente diverse. Quindi la polemica sul ponte sullo Stretto, ma qualsiasi ponte come opera infrastrutturale è sbagliata, perché non c'entra niente. Certo che capire perché si vada a fare questa cosa qua è una cosa molto seria. Io leggevo l'altro giorno, per darti un dato, che se noi la provincia autonoma di Bolzano, rispetto al numero di abitanti, in proporzione è come se il comune di Treviso avesse un bilancio di 400 milioni di euro l'anno. Noi abbiamo un bilancio di 100 milioni di euro l'anno. E infatti tu vai a Bolzano, Trento-Bolzano, le strade sono perfette. Allora, io batto sempre su questo tasto. Visto che all'interno del nostro paese esistono situazioni in cui mantenere i fondi direttamente alla fonte consente di fare certi tipi di lavori, io continuo a sottolineare che dare... sta a monte, certo, perché se io devo ogni volta chiedere indietro i soldi che le aziende della provincia di Treviso hanno versato per fare le manutenzioni stradali, forse se io mi riuscissi a tenere alla fonte parte di queste risorse non avrei questo tipo di problema. Allora vi faccio sentire, prima di Romina Ceccato, il presidente della provincia Stefano Marcon proprio su questo tema. Il pubblico funziona che prima si hanno i soldi e poi si fanno le cose. Qui avevamo i soldi, abbiamo avviato tutto l'iter burocratico per fare i lavori e ci si trova a non avere più i soldi e il problema diventa doppio. Quindi insomma non ci sono alternative, il governo deve trovare questi soldi da qualche parte. Bisogna che in qualche modo queste risorse vengano ripristinate. Vietato temporeggiare, i cantieri sono già aperti e la sicurezza stradale resta una priorità nella Marca come altrove. Stefano Marcon suona così nuovamente la sveglia al governo nei giorni in cui si certificano tagli monster. Una lettera è già stata inviata da parte dell'Unione Province, di cui Marcon è vicepresidente nazionale a Roma. Solo per Treviso parliamo di circa 4 milioni di euro su 6 a disposizione per le manutenzioni sulle arterie provinciali, e questo su di un intero biennio. 2 milioni e poco più nel 25 e 2 milioni e poco più nel 26. Sullo sfondo le parole del vice premier Salvini, che ha escluso l'impiego delle risorse tolte alle province per la realizzazione del ponte sullo Stretto, sospetto che aveva creato il caso politico anche in Veneto. I soldi saranno comunque impiegati su Terzo Valico, Genova città, maggiori costi in generale di opere strategiche. Sempre Salvini ha rassicurato le province, tante a guida leghista, su una soluzione ad hoc e a stretto giro, ma la questione non è più solo finanziaria. Le si sente di rivolgere un appello diretto al ministro Salvini? Non lo faccio a lui solo, lo faccio a tutte le forze del governo. Queste cose capitano perché le province hanno perso di riconoscibilità a livello nazionale. Capita quotidianamente di sentirci dire ma chi è lei con la fascia blu, e quando dici che rappresenti la provincia, ben che vada ti dicono ma esistono ancora le province. Da quando sono diventate enti di secondo livello poi queste cose capitano e bisogna andare a metterci mani. Quindi la prima cosa essenziale da fare è tornare a dare piena dignità alle province, che passa attraverso una sua elezione diretta al pari di comuni e regioni, sottolinea Marcon. Quindi pienamente rappresentative dei cittadini. Romina, che cosa ne pensa di questo taglio secco per le manutenzioni stradali? Dico una cosa, lui ha detto incominciamo a dare dignità alle province. Io dico a questo ministro Salvini, incominciate a dare dignità e rispetto a chi sta lottando perché non succedano altre vittime o aumentino. Quindi portate un po' di rispetto. Tagliare i fondi per che cosa? Allora aumentiamo i fondi per la sicurezza sul lavoro e ci sta. Tu sai che io su questi temi sono importante. E poi vogliamo che noi associazioni non ci sentiamo presi in giro dal ministro, visto che ci invita alla 9ª commissione per esporre i nostri problemi o i pensieri da tenere in considerazione. Ma noi non siamo burattini,
Noi siamo vittime e vogliamo collaborare con voi, con le fonti, con tutti gli organi. Guardate che fa male. Tu lo sai che io dico sempre non voglio mai, ma bisogna arrivare al punto di augurare a qualcuno di provare per poter capire che cosa significa. Allora, basta essere presi in giro. Ci avete preso in giro con il codice stradale perché ci avete fatto venire lì, ascoltare tutto quanto a spese nostre, perché dobbiamo ricordare una cosa. Noi associazioni facciamo volontariato. Siamo noi a mettere i soldi se c'è qualcosa da aiutare. Io l'evento che faccio lo dono. Il ricavato lo dono perché venga fatto qualcosa, anche un palo della luce, messo qualcosa per fare sensibilizzazione. Basta! Come facciamo noi ad essere ascoltati? Quindi questi fondi vanno perlomeno ripristinati. Questi fondi devono andare ripristinati. Come ha detto il vice sindaco prima, non possiamo togliere, perché dopo la gente per forza si attacca con le amministrazioni e dice ma voi fate cassa, voi i vostri soldi ve li tenete, e dopo però si pensa a costruire un ponte che va di qua, costruire un ponte che va di là, ma abbiamo altre cose principali. Rimettete quei soldi dove devono andare sulla sicurezza stradale. Allora Romina, terminiamo questa prima edizione con questo suo accorato appello a Salvini e un po' il fronte politico-amministrativo di questi giorni. Grazie Romina Ceccato. Grazie, no, glielo dico proprio davvero, come mamma. Presidente, visto che è papà. Grazie a Romina Ceccato, Presidente di Alba per la sicurezza stradale, grazie per essere stato con noi fin dall'inizio Alessandro Manera, Vice Sindaco di Treviso. Torniamo in diretta chiaramente con il TG della sera, ma vi ricordo l'appuntamento a partire dalle 4, poco prima, con la lunga diretta dedicata all'insediamento del nuovo Vescovo di Vittorio Veneto. Soltanto il tempo di mostrarvi queste immagini che arrivano da Pederobba, perché a Pederobba è passato poco fa il Giro d'Italia. Questa sera torneremo anche su questo, insomma, le emozioni della carovana in rosa. Sì, volevo solo dire, capendo anche lo sfogo di una mamma, a Treviso noi come amministrazione abbiamo investito oltre 20 milioni di euro sull'illuminazione pubblica, che è anche un grande segno di sicurezza stradale, perché quando le strade sono ben illuminate, specialmente sugli incroci, danno molto dal punto di vista della sicurezza stradale. Su questo, ma certo. su questo torneremo. Intanto avete visto le immagini del passaggio della carovana rosa a Pederobba. Questa sera torneremo chiaramente su questa domenica di emozioni anche sportive. Grazie davvero, grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Io vi ricordo che subito dopo la sigla c'è il meteo, poi la rubrica Una buona giornata, il film del 2017 Ogni tuo respiro, e poi appunto la lunga diretta dedicata all'insediamento del Vescovo di Vittorio Veneto. Grazie Italo Morao e Mattia Pizzaia dalla regia, buon proseguimento.